Allora, stiamo assaggiando Trebbiano. 2020 che diventerà poi in futuro il vino Assentala. Sì. Praticamente ha fatto una fermentazione alcolica e poi è stato in macerazione sulle bucce con frollature quotidiane fino a 122 giorni, quindi è stato messo in vasca il 20 di settembre ed è stato svinato il 21 di gennaio. E ora praticamente dopo questa macerazione di 4 mesi fa un affinamento sulle fece fini fino all'estate, quindi fino a quando inizia il caldo, che è un momento in cui l'anfora inizia a traspirare molto e quindi diventa molto ossidativa. Io non voglio avere quel risultato, quindi lo levo prima che avvenga questo fenomeno ossidativo. Ok. E ora facciamo dei batonnage per estrazione una volta ogni 10 giorni circa, quindi lo sto per fare proprio per continuare a lavorare in estrazione. La vendemmia è matura o leggermente immatura. Ok. Non mi interessa andare a fare un orange, quindi vado su una vendemmia che mi permette di preservare il colore e non andare verso gialli oro. Perfetto.